cioè questo che dovete capire oggi. Ho preso il pietrificante glass lucido, l'ho diluito come prima, lo stesso che mi è andato qua sopra come fondo, e l'ho colorato. Potrò lavorare magari un po' sulle zone, quelle più chiare. Marmorino, glass lucido, così sai che devi diluirlo a 4, a 5, sai che lo puoi colorare col colorante, sai che prima di farlo devi dare il vetrificante. Quindi mi vado a riprendere un po' qualche sasso che ho formato ieri.